Buonasera. Che mi dici? Quando ci sei te va sempre bene. Così. Vieni dentro a vedere che spettacolo. Ciao. Scusami, caro. No, non ci mancherebbe. Buonasera. Facciamo qui. Ci stiamo? Molto bene. Segretario, allora, qui in Veneto per appoggiare il sindaco. Per appoggiare il nostro candidato sindaco Giacomo, noi crediamo molto in lui, crediamo nella sua energia, nella sua competenza, nel suo amore per questa città, quindi per me è un grande piacere essere anche qua a Mogliano Veneto per questa bella campagna elettorale. Le cose che stiamo mettendo al centro sono i bisogni delle persone, a partire dalla salute, perché continuo a incontrare persone che fanno fatica a curarsi e lo fanno perché mentre tagliano la sanità pubblica, perché questo sta facendo Giorgia Meloni, le liste d'attesa purtroppo si stanno allungando e quindi chi ha le risorse da solo riesce a saltare le liste d'attesa andando dal privato, chi però le risorse non le trova sta rinunciando a curarsi. Quindi sanità pubblica, scuola pubblica, rigenerazione urbana, l'idea di trarre dalla conversione ecologica un'opportunità di nuova impresa e di lavoro di qualità. E quando dico lavoro di qualità non posso che aggiungere che in tutta Italia stiamo raccogliendo firme, lo faremo anche qua a Mogliano Veneto, sul salario minimo, perché oggi i dati dell'Istat ci dicono due cose. Primo, che stiamo toccando il record di povertà assoluta negli ultimi 10 anni, quindi oggi l'Istat certifica che il 10% degli italiani, 1 su 10, sono in povertà assoluta. È un dato enorme. E questo è anche il frutto delle politiche di Giorgia Meloni che stanno aumentando la precarietà e la povertà. Seconda cosa che dice l'Istat, che mentre l'inflazione e la crisi energetica hanno pesato molto, i prezzi sono aumentati del 17%, i salari in Italia sono aumentati solo del 4,7%. In quel 10% di differenza purtroppo si annida tutta la fatica che stanno facendo le famiglie italiane anche a far la spesa. Di tutto questo il governo Meloni non si è occupato perché sul caro vita non hanno mosso un dito, troppo impegnati a fare misure di propaganda, mentre noi crediamo che sia fondamentale rimettere al centro la grossa questione salariale di questo Paese e quindi invitiamo di nuovo la maggioranza a votare con noi il salario minimo. Grazie. Ecco, per quanto Grazie riguarda mille. invece l'autonomia del Veneto, l'autonomia del Veneto, levati, Una bellissima campagna elettorale, ci confrontiamo su recuperando un po' più dettagliato. E poi ci ferma lei. Va bene, dopo di me, andiamo io. Matteo, c'è un po' di grazie per essere venuto a ciao, veramente tanto per noi. Bella sta scelta musicale. Grazie a te davvero, grazie di cuore. No, siamo per il soli. Tra Mogliano,
Buonasera. Grazie Elli, Ciao, grazie, ciao, grazie ciao. ancora. Gaspare. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Bentrovati, benvenuti a tutti e a tutte a questa serata speciale, direi. Un applauso per tutti noi. Cominciamo infatti ringraziando noi tutti, cittadini e cittadine, per essere qui questa sera, aver scelto ancora una volta oggi di partecipare. Quindi grazie. Cominciamo da noi. Ci troviamo in un teatro magnifico per il quale ringraziamo il Collegio Salesiano Stori per l'ospitalità. Grazie. Ringraziamo tutti i nostri volontari che potete aver visto questa sera con i giubbetti, che ci stanno offrendo assistenza, stanno garantendo un sistema di sicurezza per noi tutti. Ringraziamo anche loro, grazie. Ringraziamo il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, per la presenza, il sostegno questa sera. E non possiamo che citare e che ringraziare il nostro Partito Democratico a livello provinciale, regionale, questa sera nazionale. Sono veramente felice di essere qui questa sera, è un grande onore per la nostra città poter ospitare Elly Schlein. È la prima volta che un leader di uno dei principali partiti politici ci incontra e lo fa in questa serata, in un'occasione del genere e in prima serata. In attesa di Elly chiamo qui sul palco il nostro segretario regionale del Partito Democratico, Giovanni Zorzi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti e a tutti, buonasera Mariano Veneto. Grazie Elly della tua presenza, concedetemi però un po' di emozione perché veramente siete tantissimi e è raro vedere un cinema così, un teatro così gremito, anche perché è bene insomma che ci ricordiamo anche dove siamo e da dove veniamo, nel senso che la nostra provincia, la provincia di Treviso, cara Elly, 5 anni fa esattamente fu certificata la provincia più leghista d'Italia e alle politiche del 2022 vide il partito di Giorgia Meloni sfondare il tetto del 30%. Eppure siamo qui questa sera e sapete perché? Perché fondamentalmente, nonostante tutto, siamo gente che non si arrende, siamo gente che resiste e quindi meritiamo un applauso. Meritiamo un applauso, ce lo meritiamo tutti. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a un duplice appuntamento col destino per cambiare finalmente l'Europa e per cambiare finalmente Mogliano Veneto. E allora dobbiamo essere pronti per questo appuntamento, preparati, determinati. In questi anni nei nostri territori, non solo a Mogliano Veneto, la destra cosa ha fatto? Ha fatto poco, niente, ha saputo solo litigare, ha sacrificato l'interesse al bene comune per seguire personalismi locali, ordini da Roma. Facendo questo ha abbassato le aspettative dei propri concittadini e purtroppo ha aumentato il loro senso di disaffezione e di sfiducia nei confronti della politica. Noi siamo qui con Giacomo e con tutti i nostri candidati sparsi per la provincia a provare a fare altro, provare a ridare alla nostra gente la fiducia nella politica che cambia le cose. Questo è il nostro compito. E naturalmente sappiamo insomma che la destra nutre il suo consenso su messaggi, pochi messaggi, ma specifici, precisi, che nascondono dietro l'immagine di una società imprigionata dalla paura,
lo vediamo anche qui nelle nostre comunità, la paura nei confronti dell'altro, del nuovo, dei cambiamenti. Giacomo, le democratiche e i democratici di Mogliano Veneto e tutte le forze del centro-sinistra invece mettono in campo un'idea di futuro nella quale il sentimento che vince non è la paura ma è la speranza che i giovani possano finalmente costruirsi una loro vita in autonomia e sicurezza, la speranza che le famiglie possano guardare al domani con serenità, che gli anziani e i vulnerabili possano sentirsi meno soli e più protetti, la speranza di vivere in un ambiente dove respirare non veleno ma aria pulita, la speranza insomma in una Mogliano migliore. Questo è quello che abbiamo davanti. Sappiamo però che la sfida non è affatto facile, proprio perché ci ricordiamo dove siamo e da dove veniamo. Tuttavia, Giacomo, gli amici, i compagni di Mogliano Veneto stanno lavorando da mesi, direi da anni, a questo sogno. E come recita un vecchio adagio, quando si sogna da soli resta solo un sogno. Quando si sogna insieme è la realtà che comincia. E la Mogliano che vogliamo comincia adesso. E chi ci dice che nella vita di solito i sogni non diventano mai realtà, noi che cosa rispondiamo? Noi rispondiamo con le parole che usa Giacomo, e invece si può. Quindi forza Giacomo, grazie Elli, e viva il Partito Democratico. È proprio su queste parole, e invece si può, che chiamiamo sul palco il nostro candidato sindaco. È giovane, è brillante, Giacomo Nilandi. Ma quanto belli siamo! Vorrei che vi vedeste da questa prospettiva, ragazzi, perché è veramente una prospettiva spettacolare. Ho sognato questo momento da tanto tempo. Manca solo una cosa per rendere un momento perfetto. Vorrei che tutte e tutti quanti assieme al mio 3 dicessimo una cosa molto semplice e banale, ma che in questo paese molto spesso viene data per scontata. Dall'Oggione della Scala l'ha detto solo uno. Noi proviamo a dirlo in quasi 500 persone. Viva l'Italia antifascista! 1, 2, 3. Viva l'Italia antifascista! Veniamo a noi. Perché siamo qui stasera? Ognuno di noi probabilmente lo è per un motivo diverso, chi per curiosità, chi perché è costretto da altri, chi per stima o ammirazione, o chi con un occhio al telefono per ascoltare la finale di Coppa Italia che nel mentre è in corso in questo momento, o chi semplicemente per vedere se si riusciva o meno a riempire una sala da 400 posti. E forse questa persona o queste persone in questo momento sono qua in qualche angolino che stanno lievemente rosicando e si possono godere insieme a noi questo spettacolo. Penso tuttavia che tutte e tutti siamo qui perché abbiamo una speranza e perché riconosciamo che l'unico modo per percorrerla non è da soli, ma insieme ad altre persone che la condividono. Siamo qui quindi per la politica quella vera, quella che fa emozionare, quella che fa battere il cuore, quella che vede il governo non come lo strumento e il cambiamento delle condizioni materiali di vita delle persone come il vero obiettivo e non viceversa. Guardate bene, siamo qui non per noi, ma per tutti, perché siamo qui per restare in una città dove più di 600 ragazzi negli ultimi 5 anni sono stati costretti ad andarsene per le prospettive di vita e di lavoro, ma soprattutto per una bolla del mercato immobiliare che ha sparato a 4.000 euro il prezzo medio al metro quadrato delle abitazioni e a 800 euro al mese quello degli affitti. Il sindaco ci dice è il mercato, bellezze. Noi diciamo invece che è la rendita.
e la speculazione di pochi a discapito dell'interesse di tutti, che imperversa, indisturbata e in assenza di politiche pubbliche per garantire a tutti il sacrosanto diritto ad avere un tetto sopra la testa. Altro che libero mercato. Qua vi è un disegno politico preciso di creare una città e un territorio solo per chi se la può permettere, con buona pace delle 114 famiglie in attesa di un alloggio popolare. Siamo qui anche per sostenere i ragazzi che non hanno dei salari che permettano loro di uscire di casa e di avere una vita autonoma, le giovani coppie che non trovano posto per i loro figli negli asili nido e se lo trovano a dei costi insostenibili, per sostenere le famiglie che oltre a farsi carico delle difficoltà dei figli vengono lasciate sole nella cura degli anziani e dei genitori. Siamo qui per aprire quegli spazi pubblici che si sono stati progressivamente chiusi, abbandonati o definanziati, come la nostra biblioteca o come il nostro centro giovani. Siamo qui per mettere insieme i servizi dei comuni nella fascia tra Venezia e Treviso, per creare una unione comunale dei comuni che ci permetta di risparmiare risorse per reinvestirle sui servizi ai cittadini, di diventare il quarto polo cittadino per estensione e numero di abitanti tra Padova, Venezia e Treviso e di essere più attrattivi per gli investimenti pubblici e privati. Siamo qui per unire le sorti di chi dopo anni di lavoro ha fatto un investimento per sé e la propria famiglia su un immobile, ma cerca garanzie dal pubblico per tutelare il suo risparmio e metterlo a disposizione con affitti a canone cambierato per chi ne ha bisogno. Siamo qui per unire le sorti di chi ha bisogno di aiuto a prescindere da che parte del mondo sia nato, se in via qua 24 maggio, qua poco distante, o nelle Filippine, nel Kurdistan, perché la fame, il bisogno di assistenza sanitaria, la povertà educativa sono le stesse e riguardano ormai la metà della popolazione residente di questa città, che vive con un reddito medio annuo lordo al di sotto dei 20.000 euro. La guerra tra poveri è la soluzione migliore per continuare a far star meglio solo chi sta già meglio e far restare sempre più soli chi invece potrebbe salvarsi con la solidarietà della nostra comunità. Siamo qui per proteggere la nostra terra dagli interessi della logistica e della grande distribuzione che a suon di milioni comprano i favori delle amministrazioni comunali come la nostra e in barba ad ogni interesse pubblico costruiscono le loro sedi sulla base dei loro studi di mercato. La storia è sempre quella: per il troppo traffico si costruisce una strada nuova invece di investire sul trasporto pubblico locale. Appena costruita la strada si dice che il territorio è compromesso e che quindi questo diventa motivo per far costruire capannoni, centri commerciali e via dicendo. La strada nuova a quel punto, una volta costruite queste cose, si riempie e a quel punto arriva altro traffico e come per magia ci diranno che serve un'altra, l'ennesima strada. Sembra una barzelletta, ma in realtà, badate bene, è il modello di sviluppo portato avanti dalla Lega nel nostro territorio negli ultimi 40 anni, grazie ad un sistema consortile di interessi economici che lo hanno sostenuto. Siamo qui per dire basta, 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 basta. Non solo. Siamo anche qui per innovare, perché che non si dica che il centro-sinistra è contro l'impresa, tutt'altro. Insieme al tessuto delle piccole e medie imprese che invece hanno fatto la fortuna del nostro territorio, interpretando al meglio il senso della responsabilità sociale d'impresa, contenuto nell'articolo 41 della nostra Costituzione, che recita, sentite che bello, l'iniziativa economica privata è libera, ma badate bene, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Insieme a loro vogliamo costruire la transizione ecologica della nostra terra per lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato, come ci ha insegnato Baden-Powell. Siamo qui per l'Europa perché è la più grande operazione di pace dell'uomo dal dopoguerra ad oggi, la dimensione di cittadinanza a cui più naturalmente la mia generazione si sente di appartenere.
Il sogno delle madri e dei padri della nostra Repubblica, nato dal loro confino ventottenne per la lotta partigiana antifascista, oggi pesantemente minacciato dai rigurgiti peggiori della storia dell'uomo, che trasalendo le fogne trovano spazio, cittadinanza, consenso e legittimazione in alcune delle maggiori democrazie europee. Siamo qui per l'orgoglio di appartenere a una comunità politica di donne e uomini radicata in tutto il paese e in tutto il continente, con una storia importante che costituisce l'argine e l'alternativa più credibile e forte all'avanzata delle destre in Europa, che da Mogliano a Bruxelles è portatrice delle stesse idee, dello stesso modo di vedere il mondo, che negli ultimi anni sta provando a ricreare quella connessione sentimentale con il suo popolo spezzata da scelte sbagliate del passato, ammettendo i propri errori e ripartendo dai nostri valori di sempre, interpretati da una nuova classe dirigente di cui Elly qui stasera è la massima espressione. Ma siamo veramente in tanti, in tutto il paese, che ci stiamo mettendo il cuore e la faccia per rifondare questo partito democratico. Siamo qui anche per riconoscenza e gratitudine a te, Elly, per aver scelto di essere qui con noi stasera, in provincia, in Veneto, dove la destra, prima che forza di governo, è egemonia culturale, potere economico, dove si fa politica a mani nude, in prima linea, a corpo, quotidianamente, con una destra che attraverso la parabola del buon amministratore distrugge sanità pubblica, privatizza i servizi pubblici locali, cementifica il nostro territorio e sparge i semi della xenofobia e del razzismo. Parlo ovviamente per il nostro circolo, ma soprattutto anche per gli amici e i compagni dei circoli delle zone montane o semimontane della nostra provincia. La tua presenza qui ci onora e rende merito del grande lavoro che stiamo portando avanti con fatica in questa terra. Siamo qui perché amiamo, sogniamo e non abbiamo paura. Non vogliamo vincere la prossima volta, come ci dicono alcuni, sarà per la prossima. Questo è il nostro momento. C'è un progetto di città, c'è un progetto di Italia e di Europa migliore, e noi, tutte e tutti quanti assieme, siamo pronti per farlo vincere. Grazie di cuore a tutte e a tutti. Viva l'Italia antifascista, viva la Mogliano Democratica, viva il Partito Democratico e viva tutte e tutti quanti noi. Adesso vi prego di non fermare questo applauso, perché sta per salire sul palco e ho l'onore di presentare questa sera la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Ciao Mogliano! Grazie, guardate che meraviglia che siete. Caro Giacomo, è per me un grande onore, un'emozione tornare a Mogliano Veneto a poco più da un anno dalla ultima visita che ho fatto per sostenere te e quella squadra che ti sei costruito intorno, e per cui voglio ringraziare davvero tutte le candidate e i candidati di questa bella squadra del Partito Democratico, ma anche delle altre liste che hanno scelto insieme a noi di sostenere il miglior candidato sindaco per Mogliano. Diciamolo con orgoglio. Forza Giacomo, ce ne fossero, E allora non ti curar di loro ma guarda e passa, diceva il poeta, perché lo sappiamo come sono, preoccupati, aggressivi, ne hanno ben donde, perché guarda questa sala, guarda questa speranza che si è riaccesa. Noi vi siamo al fianco e ci siamo con le idee che vogliamo portare avanti in tutto il paese. E ti ringrazio Giacomo, perché il tuo bell'intervento mi porta alla concretezza delle nostre idee. Ogni tanto ci accusano di parlare di cose astratte e invece
sono estremamente concrete perché si basano sui bisogni delle persone. E allora parto da una grande battaglia che stiamo facendo in tutto il Paese e che ieri finalmente ha visto partire le audizioni in Parlamento. È una battaglia per cui il Partito Democratico vuole dirlo chiaro anche da qui. Noi difendiamo la sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante di cui si è resa protagonista e responsabile questa destra, a partire da Giorgia Meloni, che non ha neanche il coraggio di ammetterlo. Non hanno neanche il coraggio di ammetterlo che stanno tagliando la sanità pubblica, eppure voi lo sapete, loro parlano del più grande investimento della storia e invece la sanità pubblica e la spesa sanitaria si misurano in riferimento al PIL e non sono i dati del PD, sono i dati del governo a far vedere che da quando c'è lei a Palazzo Chigi la spesa sanitaria sul PIL sta scendendo e sta scendendo a livelli di prima della pandemia. E io lo trovo offensivo, dopo quello che la nostra comunità ha passato, dopo quello che questo territorio ha passato durante la pandemia. Tanti morti, tante sofferenze, un aumento delle solitudini. Non dobbiamo dimenticare, anzi, abbiamo il dovere di imparare una lezione da quello che è accaduto. E la lezione non può che essere più risorse sulla cura della comunità, più risorse sulla sanità pubblica. La proposta di legge che il Partito Democratico ha presentato, e voglio ringraziare davvero tutto il gruppo parlamentare per questo sforzo, porta la mia prima firma e dice una cosa semplice: vogliamo portare la spesa sanitaria sul PIL al 7,5%, una media europea, che vuol dire finalmente ridare le risorse che servono per sbloccare le assunzioni, per riempire i reparti di personale che manca. Anche prima ero a Portogruaro, eravamo davanti a un ospedale per cui le cittadine e i cittadini si sono battuti 10 anni fa quando rischiavano di perderlo. E ho incontrato infermiere che faticano perché i turni sono diventati massacranti. Pensate, 21.000 medici sono già andati all'estero, moltissimi sono andati verso il privato. Quello che sappiamo è che è meraviglioso, fa tutto, è già un sindaco. Dicevo, 21.000 medici già all'estero, molti verso il privato, 30.000 ne mancano in tutta Italia e 70.000 infermieri. E l'unica cosa che il governo ha detto in questo anno e mezzo è: vabbè, diamo un po' incentivi agli straordinari. Ma non si rendono conto, io non so da quanto tempo non parlano con un medico o con un infermiere. Io non so da quanto tempo non li incontrano e non li ascoltano. Si renderebbero conto che già così per loro le condizioni di lavoro sono incredibilmente difficili, che moltissimi sono sull'orlo dell'esaurimento, che anche la persona che prima ho incontrato a Portogruaro, anzi ne ho incontrata anche una adesso a Mestre, e mi ha detto la stessa cosa. Noi facciamo una gran fatica, abbiamo solo voglia di mollare. Pensate a quando invece lavorare per il Servizio Sanitario Nazionale era una missione, un onore. Qualche giorno fa, in questo bel giro delle 100 tappe per l'Europa, che non sono figurative, sono reali, le abbiamo contate e credo che domani arriviamo a 50, quindi con Mogliano ci stiamo avvicinando fortemente. Incontro degli operatori sanitari, tra cui un medico dell'emergenza urgenza, e voi sapete perché avete esperienza dei pronti soccorsi quante sono le fatiche e le attese lì dentro. Mi ha detto: sa, quando io ho iniziato, per essere un medico ci vuole passione, ma quando io ho iniziato per noi era scontato lavorare per lo Stato, noi abbiamo iniziato per lavorare per lo Stato, non per il privato, ma oggi ci sentiamo come la rana bollita della favola. Ecco, questa è la situazione reale, al di là della propaganda del governo. Allora la nostra proposta di legge dice: mettiamo più risorse, sblocchiamo le assunzioni. Ci serve anche per dare più attenzione ad alcune sofferenze che stiamo toccando con mano anche in questa regione. Siamo una popolazione che invecchia e non si sta attrezzando per migliorare la qualità della vita che si allunga. Abbiamo bisogno di più servizi per le persone anziane, abbiamo bisogno di più cura delle persone anziane non autosufficienti per stare a fianco delle loro famiglie, perché da sole non ce la possono fare
e non è nemmeno giusto, perché lasciamo alla destra di pensare che la cura sia una responsabilità individuale o tutt'al più familiare. Per noi a sinistra la responsabilità è collettiva, la cura è la più grande responsabilità collettiva. E quindi non accettiamo questa destra che inganna le persone e fa fare ai suoi TG, che ha occupato militarmente, dei titoli come 1.000 euro agli anziani, l'8 e 9 giugno si vota. Non me lo posso dimenticare sto titolo. Come Achille Lauro, non il cantante, quello della scarpa, no? Una prima del voto, l'altra dopo il voto. 1.000 euro agli anziani, uno penserebbe domani arrivano a 14 milioni di persone una bella busta con i 1.000 euro. Non è così. È una misura sperimentale molto restrittiva che arriva solo a 25.000 persone a partire dall'anno prossimo. Bene per loro, perché sono persone molto fragili, ma non basta, perché le persone non autosufficienti sono milioni in questo paese. E per loro cosa facciamo? E per le persone con disabilità cosa facciamo? E guai se sento ancora parole di discriminazione, di segregazione o di esclusione delle persone con disabilità. Serve rispetto, perché la Costituzione è anche per loro, anzi è soprattutto per loro. Quel principio di eguaglianza sostanziale e formale, quell'idea di rimuovere gli ostacoli, e ce ne sono tanti. E questi hanno accorpato 4 fondi sulla disabilità per nascondere che stessero tagliando 100 milioni di euro. Questa è la destra che oggi governa il paese, altro che destra sociale. È una destra che sceglie ogni giorno l'indifferenza rispetto alla sofferenza delle persone, soprattutto quelle più fragili. Perché per questa destra c'è un altro grande problema, l'abbiamo visto oggi nei dati Istat. Oggi Istat dice che il 10% degli italiani, un italiano su 10, sono in povertà assoluta. È il record negli ultimi 10 anni, pensate. La destra cosa ha fatto? Ha cancellato l'unico strumento di contrasto alle povertà. Potevamo migliorarlo? Sì. Dopo qualche anno di attuazione potevamo rivedere alcuni di quegli aspetti, migliorarlo, renderlo più accessibile, aumentare i controlli? Sì. Ma toglierlo no. Perché toglierlo, secondo l'Istat, non secondo il PD, secondo i dati ufficiali dell'Istat, quello strumento aveva sollevato dalla povertà 1.300.000 famiglie. E questo non è poco, in un paese che oggi ha visto il peso dell'inflazione, il peso della crisi energetica, il peso della pandemia e del lavoro povero. Per questo dico, l'altro problema che ha la destra è che la destra in fondo pensa, e non lo nasconde nemmeno, che la povertà sia una colpa individuale, e invece è un grave problema sociale dovuto a politiche che noi dobbiamo cambiare. È già come questo che si candida a fare, cioè prendere per mano le persone che fanno più fatica e provare insieme nell'ascolto a costruire una soluzione, con l'umiltà di non avere sempre la verità in tasca, che ne abbiamo fin troppi, no Giacomo, di politici che pensano sempre di avere la risposta in tasca. A noi ci piace ascoltare il terzo settore e gli straordinari saperi di cui è portatore. L'ultima volta che ero qua eravamo al Giardino Luca Busato, siamo andati ad una bellissima realtà associativa, a un emporio solidale, una bottega solidale che si chiama la Borsa di Mary Poppins. Quanto impariamo nell'ascolto delle associazioni che ogni giorno si occupano di fragilità. E a noi serve un sindaco che abbia questa curiosità di metterle a un tavolo, di ragionare insieme, di capire come il pubblico può collaborare con il privato per migliorare la vita delle persone in questa città. Di questo abbiamo bisogno, non dell'arroganza di chi dall'altra parte si fa aggressivo e magari nasconde pure i disastri che sta facendo il governo nazionale. Un governo nazionale che non solo taglia sulla sanità pubblica, ma vorrei aggiungere un'altra cosa. Si sta dimenticando del grido di dolore che arriva dalle scuole e dalle università per chiedere più risorse sulla salute mentale. Ringrazio Rachele Scarpa, che è qui, nostra deputata, che tanto si è battuta e continua a battersi su questi argomenti anche per il partito in Parlamento. La questione è molto semplice. La pandemia ha lasciato una coda lunga di conseguenze sulla salute mentale e non possiamo voltarci dall'altra parte. Mancano gli psichiatri, mancano i neuropsichiatri infantili. Ieri ero a Monterotondo, nel Lazio, a visitare una cooperativa sociale che si occupa di splendidi progetti di inclusione delle persone con disabilità. Ma salute mentale vuol dire anche non dimenticare che
che moltissime persone, in particolare donne e giovani, soffrono di disturbi alimentari. Non può essere un tabù. Mancano le strutture, mancano i percorsi, mancano i riferimenti. Quando ce ne siamo occupati al Senato, sono arrivate tante testimonianze direttamente a me, anche attraverso i social, il modo in cui uno trova per contattarci, per dire grazie, perché sembra quasi che non esistiamo, e invece esistono e come, e hanno bisogno di ascolto anche loro, perché tanti mi scrivevano, alla fine ho dovuto cavarmela da solo, o da sola, perché è questo, quando manca lo Stato, le persone non sanno a chi rivolgersi, e allora sanità al centro, perché è la prima preoccupazione degli italiani. La seconda grande preoccupazione in questa sfida che stiamo affrontando, Giacomo, che lega il territorio, quello che tu stai provando a fare per Mogliano, a quello che stiamo facendo in Parlamento e nelle piazze in Italia, a quello che ci candidiamo a fare in Europa, e voglio fare un grande applauso a tutte le candidate e i candidati della lista delle europee. Vedo che c'è Andrea Zanoni, non so se ci sono altri nostri candidati stasera, palesatevi, abbiamo una lista meravigliosa anche qui nel nord-est, capitanata dal nostro Stefano Bonaccini, perché uniti e compatti andiamo insieme ad affrontare questa sfida. Senza l'unità del Partito Democratico non riusciremo a costruire l'alternativa a queste destre, per cui io sono orgogliosa che abbiamo costruito questa lista plurale, mano nella mano, unendo le migliori energie del partito e quelle della società civile. È una bella sfida questa, ma vi dicevo, l'Europa più sociale che vogliamo è un'Europa della salute, è un'Europa che fa ricerca comune sui vaccini e sui farmaci salvavita, perché un'altra cosa dobbiamo imparare dalla pandemia, che è sbagliato lasciare questo delicato settore alla logica del mercato e del profitto, perché abbiamo visto i danni. L'Europa più sociale è anche un'Europa che mette al centro l'altra grande priorità su cui abbiamo lavorato incessantemente in quest'anno, che è il lavoro, il lavoro, il lavoro, e non il lavoro qualunque, ma il lavoro di qualità, il lavoro dignitoso, perché questo livello di precarietà impedisce il rilancio economico del Paese. Lo dicono anche gli economisti. Guardate, se voi leggete i dati di oggi, appunto, ce n'è uno in particolare che colpisce, perché dice che negli ultimi 3 anni l'inflazione, i prezzi sono aumentati del 17%, i salari sono aumentati del 4,7%. In quella distanza c'è tutta la fatica delle famiglie italiane a fare la spesa, e l'avete vissuta anche voi, quando vi siete trovati con le bollette dell'energia triplicate durante la crisi energetica. Allora, davanti a questo il governo non ha mosso un dito sul caro vita, anzi ci ricordiamo Giorgia Meloni a fare i video dal benzinaio per minacciare di eliminare le accise. La benzina è tornata sopra i 2 euro, no? La distanza tra la propaganda e poi i fatti è questa. E dicevo, quello che non hanno fatto invece, che avrebbero potuto fare, su cui noi insistiamo, è una norma semplice, che non ha costi per lo Stato e su cui stiamo raccogliendo le firme in tutto il Paese. Vi chiedo supporto su questo, perché è una norma di civiltà. Esiste in 22 Paesi europei, l'Italia è uno dei pochi che non ce l'ha ed è quello che non se lo può permettere, perché quello che ci dicono i dati è che il lavoro, diciamo che chi si è più impoverito sono i lavoratori dipendenti. E allora io vi chiedo sostegno per la nostra proposta sul salario minimo, perché sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento e non deve essere legale, non può essere legale. Noi pensiamo a come unire le generazioni, perché questi sono stati anni in cui si è fatto l'errore di mettere anche sempre in contrapposizione le generazioni. E invece io ci vedo una grande occasione per un ponte intergenerazionale, quello in cui ci rendiamo conto che mentre la destra ci ha ossessionato per anni sull'immigrazione, non ha mai parlato dell'emigrazione, di tanti giovani che si formano qui e qui vorrebbero restare, ma con contratti così precari e salari così bassi, spesso hanno dovuto fare la scelta di andare altrove per costruirsi una famiglia, per costruirsi un futuro. Quando questa destra si è insediata 1 anno e mezzo fa, una delle prime cose che ha fatto, mentre nel resto d'Europa si andava in direzione opposta, è di aumentare la precarietà. Il 1° maggio, ricorderete, nella festa del lavoro, il governo decide di approvare un decreto lavoro che in realtà aumenta i voucher, che sono la forma più precaria di lavoro, e aumenta i contratti a termine. Qual è il problema?
tanti di voi nelle vostre famiglie conosceranno il destino di chi ha un contratto che dura un mese, quando va bene, perché ci sono anche lavoratori che non sanno nemmeno quanti giorni lavoreranno questa settimana. Allora dici, un contratto di un mese e non sai se ce l'avrai il giorno dopo, ma come fai a costruirti una famiglia se la vuoi fare? Come fai a uscire di casa, e ci arrivo sullo stimolo di Giacomo, come fai a costruirti un futuro dignitoso? Questa è la condizione di milioni di persone in questo paese, è la condizione standard dei giovani di questo paese, delle donne di questo paese. Allora io, quando la destra si riempie la bocca di sostegno alla famiglia e di contrasto alla denatalità, io sono d'accordo, la denatalità è un grosso problema, ma è molto ipocrita che non vedano che la causa principale della denatalità sia esattamente la precarietà che loro stanno aumentando. Sfidiamoli su questo terreno, perché questa precarietà ha fatto venire paura di futuro alle giovani generazioni. E noi, Giacomo, con quella nuova classe dirigente che stiamo insieme costruendo, vogliamo invece riaccendere una speranza, riscattare una dignità, farlo invertendo questa rotta e creando anche qui un'opportunità di avviare un'impresa, di essere sostenuto in un'innovazione, oppure semplicemente di avere un lavoro dignitoso che ti permette di progettare un futuro, di fare una famiglia. Certo che poi, fatemelo dire, parlano tanto di famiglia, ma la famiglia non è una sola tradizionale di cui tanto parlano ma che nessuno di loro ha. Nessuno di loro ha. Allora io vi faccio i fatti miei, però suggerirei che la politica stesse fuori, diciamo, dalle case delle persone e non stesse lì a stabilire chi possiamo amare o chi possiamo sposare. Le famiglie sono tante, sono colorate, sono plurali e vanno tutte rispettate, difese e sostenute, soprattutto i loro figli, senza discriminazioni come quelle che abbiamo visto recentemente a Padova. Vanno tutte rispettate e difese perché tenute insieme da un collante universale, l'amore, che non si deve e non si può discriminare. Ecco, l'amore che Giacomo ha messo sempre per questa terra, per questo progetto collettivo anche di ricostruzione di un futuro. Sei una specie di salmone da questo punto di vista, no? Un controcorrente. No, prima incontravo un altro ragazzo, quando eravamo a Venezia Mestre, che mi diceva, quando io ho fatto un appello contro l'altro avversario che abbiamo, noi abbiamo due avversari in questa sfida. Una è la destra, quello è abbastanza chiaro. Il secondo è più silenzioso e più insidioso, ed è l'astensionismo, l'indifferenza, che colpisce tante persone che non ci credono più. Dobbiamo capire quelle ragioni per cui non ci credono più, no? E tanti sono nostri coetanei, le nuove generazioni, caro Giacomo, tu lo sai bene, lui mi diceva è molto difficile convincerli che faccia ancora una differenza andare a votare. Per questo ti dico, il tuo è un impegno in controtendenza, no? E però credo che sia un segnale di un fiore che buca l'asfalto, cioè che fa capire che se non ci occupiamo di politica, la politica comunque si occupa di noi e pagheremo le scelte che altri faranno anche sulla nostra pelle. E questa che io trovo la potenza di questo progetto attorno a Giacomo Milandi. E io vi chiedo di sostenerlo per arrivare dove da soli noi non arriviamo, proprio a quelle persone che non ci credono più. Ci sono nei luoghi di lavoro, le incontrate nelle biblioteche, nei luoghi della socialità, per strada, al mercato, anche al bar la mattina a prendere il caffè. Le incontrate anche nelle vostre case, ci sono anche lì. Non facciamo nomi, non facciamo cognomi, però lo sapete. Io vi chiedo, provate a pensare, uscendo da qui, quali sono quelle 10-15 persone che non ci credono più, a cui voi potete arrivare con un messaggio, cioè che c'è un altro modo di fare politica e che vale ancora la pena crederci, vale ancora la pena avere una speranza, perché comunque quegli effetti li abbiamo visti anche in questi anni, no? Li abbiamo visti anche qui. E in questo io vi chiedo di fare un applauso a tutti i nostri amministratori e le nostre amministratrici che ogni giorno, anche con difficoltà e non tante risorse, si battono per dare risposte alle proprie comunità. Forza! Siamo con voi. È un lavoro difficilissimo, il che è ancora più salmonesco da parte tua. È un lavoro difficilissimo, ma è il lavoro più bello del mondo, dedicarsi alla propria comunità. Se lo fai con generosità, se lo fai senza secondi fini, in modo disinteressato, in modo trasparente, in modo collettivo. E allora dicevo,
La centralità noi la stiamo dando alla sanità pubblica, al sociale, al lavoro dignitoso. Ci sono 5 milioni di persone in attesa del rinnovo del contratto in Italia. Pensate, quanta fatica riuscire a stare al passo con i cambiamenti, riuscire a far quadrare i conti in casa. Ci sono persone che stanno decidendo se tardare il pagamento dell'affitto o il pagamento delle bollette. Qual è la risposta di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini? Non aver rinnovato 330 milioni di fondo per l'affitto. Ma che senso aveva? Vi assicuro che chi come me ha amministrato in una regione importante in Emilia-Romagna insieme a Stefano Bonaccini durante una pandemia, posso dire che sul bilancio dello Stato 330 milioni non ti fanno tutta questa differenza, E allora è una scelta di lasciare più indietro chi fa più fatica, di aumentare le diseguaglianze. Questa è l'Italia di oggi. Avete letto i giornali di questi giorni? Una cosa mi ha colpito, che ho letto che i salari reali in questo paese sono più bassi che nel 1990. Io avevo 5 anni nel 1990, ci rendiamo conto? Più bassi del 1990, ed è l'unico paese europeo dove è accaduto questo. Dall'altra parte, stesso giorno, apro un altro giornale, Sole 24 Ore, che ci dà conto che il primo trimestre del 2023 è stato un trimestre d'oro per gli extra profitti delle banche, 26% in più, 6 miliardi in più. Con questo livello di diseguaglianza il paese non si può rialzare, C'è bisogno anche di redistribuzione delle opportunità, delle ricchezze, dei benefici dell'innovazione tecnologica. Pensate anche a questo. Cosa possiamo fare di concreto nelle città? Vi faccio pochi esempi. Abbiamo utilizzato una volta le nuove tecnologie informatiche per fare una cosa semplice, fare comunicare i sistemi di accoglienza nelle zone del centro per l'auto per le persone con disabilità. Prima non si parlavano, sicché se avevi il permesso per la tua città, faccio per dire Bologna, faccio per dire Ferrara, ce l'avevi lì, ma ti spostavi in un'altra città e dovevi fare una lunga trafila, a volte prima pagare la multa, poi fartela rimborsare, cose complicate, no? La semplificazione si può fare con l'innovazione digitale. Bisogna guidare l'innovazione affinché i suoi benefici siano redistribuiti. È lì che c'è la politica. La politica serve a guidare i processi di cambiamento per evitare che travolgano le fasce più fragili. Non è che se noi ignoriamo i cambiamenti come fa la destra, pensate al clima, quei cambiamenti non avverranno. Magari, ma ci siamo già immersi coi piedi e con le mani. Quanto siamo fragili rispetto ai cambiamenti climatici, l'avete visto anche qui in Veneto. L'avete visto con le alluvioni, l'avete visto con le grandinate, con i chicchi di grandine grossi così, l'avete visto con la siccità. E sapete chi l'ha visto più di ogni altro? Gli agricoltori che sono le prime vittime degli eventi climatici estremi. E allora dico io a questo governo, dico io a Giorgia Meloni, non aiuteremo gli agricoltori negando l'emergenza climatica, perché sono tra le prime vittime dell'emergenza climatica. Lei dice, noi vi abbiamo sempre difeso dalle scelte dell'UE, e io chiedo, e chi li difende dalle tue? Chi li difende dalle tue? Perché noi ci siamo battuti in Europa per avere il Next Generation EU e lo dobbiamo ai nostri eurodeputati, ai nostri commissari, e lo dobbiamo a una persona che ci manca tanto come David Sassoli. Mentre loro si sono astenuti, non dimentichiamolo. Fosse stato per loro il Next Generation EU non ci sarebbe mai stato. Sono 200 miliardi di investimenti, ma sono qualcosa di più dei soldi. Lasciatelo dire a un'appassionata federalista europea come me. Sono il più grande piano di investimenti comuni della storia europea. È un'intuizione che non si deve fermare, perché la destra sta lavorando in tutta Europa e in Italia per fermarla, perché non ci ha mai creduto, perché loro credono solo negli egoismi nazionali, nella legge del più forte. Alla fine è un problema tuo, è un problema suo, non è un problema mio. Noi crediamo nella solidarietà europea. Perché? Perché nessuna delle sfide più cruciali del futuro si risolve entro i confini nazionali. È così per il clima, è così per le migrazioni, poi ci arrivo. Però pensateci,
Noi siamo per il Next Generation EU perché continui questa strada. Siamo per una strada di investimenti comuni necessaria più che mai al nostro Paese. Perché lo dico? Perché il nostro Paese non ha il margine fiscale di altri Paesi europei. Prendete la Germania. La Germania è stata in grado anche in questi anni, pure di crisi, pure per loro, di mettere in campo degli investimenti, di mettere in campo delle nuove filiere industriali, di ricerca, di sviluppo, delle batterie, dei chip. Noi siamo l'Italia, abbiamo una vocazione, una tradizione industriale straordinaria che fa invidia a tanti altri, anche in questo territorio, e la conoscete, ma non la possiamo abbandonare, la dobbiamo guidare nel cambiamento. È a questo che servono gli investimenti comuni europei, perché altri paesi magari hanno anche la forza per farlo, ma noi senza l'Europa non riusciremo a prendere per mano le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, per accompagnarli nelle innovazioni necessarie, a prendere per mano gli agricoltori, che sono spaventati, che sono affaticati. Aggiungo una cosa, visto che è un tema che qui conoscete. C'è un problema degli agricoltori che la destra non affronta mai. È più facile, no, prendersela sempre con qualcun altro, con qualcuno di più distante, come se non ci fossero al governo loro, perché il commissario europeo all'agricoltura è dello stesso partito europeo di Giorgia Meloni, però questo non ve lo dicono di solito. No, è così. Ma c'è un tema che non affrontano mai, che è quello del giusto prezzo. Quale impresa è sostenibile se vendo ad un prezzo che è più basso del costo di produzione? Ecco, nessuna. E allora lì c'è un grande spazio per ridare dignità a quel lavoro, per riuscire a costruire delle filiere sane, corte, con il giusto prezzo, con la dignità del lavoro. Questo è il lavoro che noi vogliamo fare lì. In città si possono fare molte cose molto concrete. Si può investire sul trasporto pubblico locale, come Giacomo raccontava. Ti voglio raccontare, Giacomo, che quando eravamo in mezzo alla pandemia non abbiamo rinunciato a investire decine di milioni per rendere gratuito il trasporto pubblico locale per i giovani. È così che si cambiano le cose. L'abbiamo fatto perché, come diceva una persona a cui un pensiero a cui sono molto affezionata, una volta qualcuno scrisse che la conversione ecologica avverrà quando apparirà socialmente desiderabile. Erano parole di Alexander Langer, che ancora devono guidare oggi il nostro impegno. Perché come fai a rendere desiderabile e conveniente quella transizione? Con politiche pubbliche. Rendere gratuito il trasporto pubblico locale ha fatto fioccare gli abbonamenti, si usa di più, perché io faccio risparmiare 600 euro a una famiglia, e aiuta, e al contempo costruisco una cultura della mobilità sostenibile. Certo non devono mancare i servizi, ditelo un po' a quel ministro Salvini che in 1 anno e mezzo non ha fatto arrivare 1 euro ai comuni di sostegno sul trasporto pubblico locale. Troppo impegnati a definire le zone 30 dalla poltrona del Ministero, e forza Bologna da questo punto di vista, che coraggiosamente sta portando avanti una politica per la sicurezza stradale e per respirare un'aria migliore nelle nostre città. Ma aggiungo, io sono un'appassionata di comunità energetiche, le conoscete, non tutti però le conoscono. La comunità energetica è uno strumento attraverso il quale i cittadini, il comune, le imprese, le scuole, le case popolari, le associazioni si possono mettere insieme. Non c'è bisogno di vivere tutte nello stesso palazzo, tranquilli. Si possono mettere insieme e decidere di produrre insieme energia pulita e rinnovabile. Classico esempio, pannelli solari sui tetti. Questo produce una doppia convenienza, perché da un lato risparmio in bolletta, e ce n'è bisogno, e dall'altra parte riduco le emissioni. E le emissioni non solo stanno devastando il pianeta, come Andrea sa molto bene, ma le emissioni sono anche nocive per la nostra salute. Parlano spesso di sicurezza, non so se vi è capitato di sentirli, ma non parlano mai di una declinazione particolare della sicurezza, Giacomo, che è quella delle persone anziane che di fronte alle ondate di calore sempre più frequenti nelle nostre città, nei giorni più caldi di agosto, hanno paura ad uscire di casa. Anche quella è sicurezza. E in Colombia, a El Medellín, hanno dimostrato che ridisegnando la propria città, facendola attraversare da 40 corridoi verdi fatti di alberi, hanno diminuito la temperatura media di 2 gradi, pensate. E così la città non è solo più bella, è anche più sicura, è più vivibile.
si respira un'aria migliore. Vedete come noi teniamo insieme un'Europa più sociale e un'Europa più verde, un'Europa del lavoro e della buona impresa che usa le tecnologie nuove e la conversione ecologica come opportunità di nuova politica industriale. Il Green Deal, non state lì a sentire, non è meno industria, è un'industria diversa e l'Italia ha tutte le carte per essere capofila e guida in questa industria diversa. E sapete perché? Perché anche nel Veneto tante industrie e tante aziende hanno già innovato sull'economia circolare, sulla mobilità sostenibile, sull'energia pulita. E l'hanno fatto senza che la politica li vedesse. È triste da dire, però l'hanno fatto senza politiche pubbliche che li accompagnassero. Il Next Generation EU è esattamente un'idea di piano industriale che va in quella direzione e non possiamo perdere questa occasione, altrimenti altri se ne approfitteranno con più risorse intorno a noi e l'Italia rischia di perdere un treno con la storia. E invece noi vogliamo saltarci su quel treno e soprattutto aprirne le porte a tutta la comunità senza lasciare indietro nessuno. Caro Giacomo, mi ha molto colpito il tuo intervento pieno di concretezza e voglio arrivare al tema della casa che tu hai toccato così da vicino. Io prima ho detto come loro hanno cancellato il fondo per l'affitto, non è l'unica cosa che hanno fatto sulla casa. Non c'è un'idea sulle case popolari. Credo che il ministro Salvini abbia annunciato più o meno 27 volte, le stavamo contando con il sindaco di Firenze qualche tempo fa, un tavolo sulla casa. Non abbiamo visto neanche le gambe, diciamo, del tavolo. Guardate, 1 anno e mezzo è tanto, Quando eravamo impegnati nell'amministrazione regionale, c'ero anch'io, ci siamo trovati di fronte a un dato di realtà che conoscete anche voi. C'è una parte di popolazione che è povera e per cui sono pensate le case popolari e quindi abbiamo bisogno di investire di più nelle case popolari perché non si fa dai tempi di Fanfani un grande piano per la casa nazionale. Noi dobbiamo farla e qui proprio a Venezia abbiamo fatto una grande iniziativa del PD su questo. Case popolari quindi, ma non tutti accedono alle case popolari perché come sapete ci sono dei requisiti di reddito. Allora chi ha un ISEE superiore ai 17.000 non può accedere alle case popolari. Allora voglio dire questo, c'è una zona intermedia di difficoltà, di persone che non possono accedere alle case popolari ma non riescono a stare ai prezzi del libero mercato, quello che avete raccontato anche di ciò che capita qui a Mogliano con gli affitti schizzati su a 800 euro al mese. Allora cosa facciamo per loro? Possiamo fare tanto, guardate. Da un lato quel fondo per l'affitto si può rendere redistributivo, che vuol dire? Che io tengo in considerazione le esigenze diverse delle persone che ho davanti. Quando ho davanti un lavoratore in cassa integrazione che ha una decurtazione del reddito del 30 o 40%, ha un problema diverso da una lavoratrice stagionale che ha perso il contratto che pensava di avere e di reddito ne ha 0 per quei mesi. Se io do a tutti la stessa cosa come vuole la destra, non riduco le diseguaglianze, le sposto solo un po' più in là. Allora la buona amministrazione invece dà risposte su misura a bisogni diversi. E questo è il modo in cui non metti in conflitto tra di loro diverse fragilità. E io ti auguro di fare questo, Giacomo, questo è quello che ci serve. Una politica lungimirante che si prende cura dei bisogni e dà risposte concrete. Certo, in un'Europa più giusta, fatemi dire, perché non possiamo essere indifferenti a quello che accade intorno a noi. Guardate quella bandiera che sempre deve stare accanto a quella dell'Europa, accanto a quella del nostro paese, accanto a quella del PD. Perché l'Europa nasce come progetto per la pace e deve rimanere un progetto per la pace, non un'economia di guerra, che vuol dire uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea per far cessare i conflitti che abbiamo intorno, quello in Ucraina dovuto all'invasione criminale di Putin, ma anche quello in Medio Oriente dove torniamo a chiedere un cessate il fuoco immediato, perché è una follia quella con cui Netanyahu sta attaccando Rafah, il che si tradurrà in un'ecatombe dopo 35.000 morti civili. La popolazione palestinese non è il terrorismo di Hamas. La popolazione palestinese, come quella israeliana, ha diritto ad avere un proprio Stato in cui vivere in pace e in sicurezza. Noi siamo estremamente preoccupati per quello che accade, non siamo indifferenti, non possiamo esserlo, perché nella sinistra la pace è una
precondizione per qualsiasi altro sviluppo della democrazia e della persona umana, della sua dignità. Non dimentichiamolo. E quindi una politica estera e di sicurezza comune, una politica di difesa comune, un'Europa più unita e federale dove non ci sia più spazio per i veti, non ci sia più spazio per i veti. Sapete perché? Perché uno dei punti più deboli di questa Europa è che mentre noi chiediamo gli investimenti comuni, è diventata un'Europa di paradisi fiscali senza palme, e noi non li vogliamo i paradisi fiscali nell'Unione Europea, non li vogliamo, non vogliamo 27 sistemi fiscali così diversi che una multinazionale riesce a pagare lo 0,005% di tasse. E allora io li sfido, i nazionalisti di casa nostra, di questa destra, che tutti i giorni ci riempiono la testa con la sovranità nazionale, ad andare a spiegare ai nostri lavoratori e alle nostre piccole e medie imprese che non possono adottare schemi elusivi in mezza Europa, andassero ai nazionalisti a spiegare a loro che difendere la sovranità nazionale vuol dire difendere anche quella di cui si approfittano gli altri stati per fregarci risorse fondamentali da mettere nella sanità, nell'istruzione, nei servizi e nella conversione ecologica. Non è per questo che abbiamo fatto l'Unione Europea. Stamattina ero con i lavoratori dell'Electrolux, eravamo lì a Porcia. Mi hanno ricordato che 10 anni fa, quando io ero candidata al Parlamento Europeo in quel territorio, eravamo ad Aviano, davanti a un'altra fabbrica con altri lavoratori. Sapete quello che mi colpisce? Che pur nella preoccupazione e nella dignità di una lotta per la continuità occupazionale, non se la prendono coi colleghi polacchi verso cui hanno rischiato le delocalizzazioni, perché capiscono che è il sistema che è sbagliato, perché capiscono che non possiamo stare in un'Europa in cui si può scegliere a tavolino un incentivo fiscale, un'agevolazione. Noi dobbiamo far valere un principio semplice, quello della trasparenza. Non costa niente alle imprese. Non ho visto una banca chiudere per obblighi di trasparenza. E cosa facciamo con la trasparenza? Facciamo valere un principio che a casa capiscono tutti, che le tasse in Europa si pagano dove si fanno i profitti, non dove conviene, perché hai fatto un accordo con un governo vicino che mi vuole fregare. Semplice, banale, questa è l'Europa che vogliamo, un'Europa dove i diritti sociali, i diritti civili si tengono per mano, un'Europa solidale, perché non è possibile che chi entra in Europa, anzi chi entra in Italia, entra in Europa, e tutta l'Europa deve farsi carico della responsabilità sull'accoglienza in modo condiviso. Questi qua, questa destra chiacchierona che ha fatto retorica per anni su questa questione dell'immigrazione, segnalo che da quando sono arrivati con i loro promessi blocchi navali, i flussi sono aumentati e hanno solo che costruito dei bei muri bloccando le persone in Italia. Questo è quello che hanno fatto. Vi invito a riflettere su un punto. Noi abbiamo bisogno di solidarietà europea, perché non è giusto che chi arriva in Italia sia bloccato in Italia anche se ha parenti o legami in altri paesi europei, come stabilisce la norma attuale. È stato votato un nuovo patto per l'immigrazione e per l'asilo. Il Partito Democratico ha votato contro, e ha votato contro perché è un patto che non risolve con la solidarietà europea e lascia le persone bloccate nel primo paese di arrivo, che è molto più spesso l'Italia, che non tanti altri, giusto? Ecco, noi continuiamo a credere che quella solidarietà serva, che serva una missione europea di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo, e basta con questa guerra alle ONG. Stanno solo facendo quello che avrebbero dovuto fare i paesi europei. E vorremmo dire a Orban quello che Giorgia Meloni, sua stretta alleata e amica, non ha mai avuto il coraggio di dirgli. Mai, anzi, è volata in Polonia a dire avete ragione voi. Beh, allora l'interesse nazionale lo facciamo meglio noi. A Orban bisogna dirgli una cosa chiara. Non si possono volere solo i benefici di far parte dell'Unione Europea se non ne condividi anche le responsabilità che ne derivano. E allora, via i fondi europei, facciamo così? Facciamo così, perché una cosa tiene l'altra, non c'è una solidarietà à la carte a seconda di quello che egoisticamente ti conviene, se no non è un'unione. E allora dicevo, quando io guardo il ministro della scuola,
E mi chiedo ancora che cosa abbiano investito in questi anni, perché per noi la scuola pubblica è la prima grande leva di emancipazione sociale e dobbiamo pagare di più gli insegnanti, che sono quelli pagati meno in Europa. Ma mi preoccupo quando sento due ministri dire che però insomma bisogna ridurre il numero di stranieri nelle classi. Allora io non so voi, ma io nelle classi non vedo italiani o stranieri, vedo bambine e bambini che hanno uguale diritto a un'istruzione di qualità, come dice la nostra Costituzione. E se dobbiamo essere precisi, quelli che chiamano stranieri per il 70% sono nati o cresciuti in Italia, anche a Mogliano, e quindi sono italiani. Questo pensiamo noi, che la società più sicura è la società più inclusiva. Allora, come vedete, di idee ne abbiamo tante. Io vi chiedo di farle camminare accanto a Giacomo e accanto alle nostre candidate e candidati. Vi chiedo di farlo nel nome e nel solco di una innovazione, di una visione che vi ho raccontato questa sera, che però ha radici molto profonde nella nostra storia, perché non puoi costruire un futuro migliore se non sai da dove veniamo, e quindi coltiviamo la nostra memoria, coltiviamola con cura e con amore, soprattutto perché l'innovazione affonda le radici nella nostra Costituzione, che difenderemo anche da una pessima riforma che vuole indebolire il Parlamento e indebolire il Presidente della Repubblica. Non nel nostro nome. Prima di cambiarla, quella Costituzione, proviamo ad attuarla fino in fondo, perché come tutte e tutti noi è una Costituzione repubblicana, ma soprattutto una Costituzione antifascista. Grazie, evviva l'Italia antifascista, evviva Mogliano Veneto, evviva Giacomo Nilandi e la sua squadra, evviva il Partito Democratico. Andiamo a vincere insieme, grazie. Posso presentarti? Grazie, altrettanto, tanti auguri anche a lei. Grazie. Presento Paolo Ganelli, sindaco di Brigante. Sindaco, come no? Bocca al lupo, vai anche te al voto. Ecco, falle un grande Fatta la primaria, adesso la rifacciamo con la speranza che poi posso fare una foto? attenzione, attenzione. Grazie. Ciao. Insieme? Vedi insieme, Sì, posso farti una foto anche con Oscar, che è il nostro candidato consigliere. Ma ciao. Vai. Guarda che bello. Però mi interessava in te. Brava. L'ha fatta?
ha fatto un selfie? Che mira il cervello dalla pancia? Sì, magari. Dai, saluta che siamo in TV.